Buongiorno a tutti. Oggi andiamo a vedere una grandissima vittoria di Lorenzo Lodici per l'Italia, una vittoria che ha aiutato la squadra italiana a vincere, a stravincere il match di oggi, o meglio di ieri. Lodici giocava contro Saidi Samir, un forte giocatore con 2432 punti elo. Lodici gioca D4, cavallo F6, C4, la partita di donna, nero gioca I6. E6 ha l'idea appunto, in caso di cavallo C3, inchiodare il cavallo con l'alfiere in B4 giocando la Ninzo Indiana, che è una delle aperture più forti contro D4. Infatti molti giocano cavallo F3 per evitare la Ninzo Indiana, ma Lodici non ha nessuna paura, gioca cavallo C3 ignorando appunto le intenzioni del nero. Alfiere B4. A questo punto ci sono varie continuazioni, più giocate sono per esempio E3, che è la variante Rubinstein, molto solida, donna C2 ancora più solida, è possibile anche cavallo F3, che è un'altra continuazione naturale, e F3, la mossa giocata appunto dal nostro eroe di oggi, è la variante che ha già giocato tra l'altro anche in questo torneo, è una delle varianti più ambiziose. F3 non è una mossa molto posizionale, però è iperaggressiva, vuole controllare il centro, ipermoderna, quindi una mossa appunto di qualcuno che vuole giocare appunto per vincere, per prendere lo spazio e che appunto serve moltissimo in un torneo a squadre, no? Perché il bianco deve provare a vincere per soppesare i giocatori che hanno il nero che iniziano con un pochino più di difficoltà. Il nero gioca D5 per cercare di ostacolare appunto l'occupazione centro con E4, il bianco gioca A3. Dopo A3 il nero gioca alfiere per C3, il B per C3, arrocco, il bianco gioca C per D5. A questo punto, in caso di cavallo per D5, il bianco potrebbe occupare il centro con E4 e questo è il sogno di tutti i giocatori di scacchi, avere un centro di pedoni così forte. Notiamo che cavallo per C3 perderebbe perché dopo donna B3 il cavallo non ha mobilità, il cavallo non ha caselle dove scappare perché sono tutte controllate dai pezzi bianchi. In caso di donna per D4 si potrebbe inchiodare tale cavallo e il bianco vince. Il nero gioca quindi E per D5 continuando ad ostacolare E4, il bianco gioca E3. Allora, questa è una posizione classica con centinaia, migliaia di partite che ha più di un secolo di vita. Questa variante, una delle partite più celebri che potremo commentare in un futuro video, è la partita giocata tra Botvinnik e Capablanca, la vecchia guardia. Capablanca, un ex campione del mondo, Botvinnik, un futuro campione del mondo, che è stata giocata una partita nel 1938 nel torneo Avro in Olanda, dove appunto si vide per una delle prime volte la forza devastante di questa variante, dove tra l'altro questo alfiere cattivo resusciterà. Allora, iniziamo a vedere. Allora, sembra che a prima vista l'apertura sia antiposizionale per il bianco. Perché? Perché il nero ha già arroccato, il bianco ha una debolezza pedonale, ha un possibile pedone arretrato lungo la colonna E, l'alfiere in C1 è orribile, un alfiere cattivo, che in realtà tutte queste osservazioni sono sbagliate e il bianco sta meglio. Perché il bianco sta meglio? Il bianco sta meglio in virtù della sua massa pedonale al centro. Il pedone in E3, che potrebbe essere una debolezza, non è affatto debole, anzi è mobile. In futuro il bianco potrà preparare appunto una spinta in E4 con la dovuta preparazione, ripeto, non subito, magari alfiere E2, alfiere D3, cavallo E2, G3 e poi E4. E il nero appunto senza centro sarà destinato poco a poco a retrocedere e a soccombere, come è avvenuto in questa partita. Il nero ha giocato B6, il bianco gioca alfiere D3, il nero gioca C5, cavallo E2, già il nero gioca un'imprecisione importante. Allora,
questa posizione è giocabile per il nero, ma proprio il nero deve giocare mosse strane per rendere giocabile questa cosa. Alfiere a 6 è un tentativo migliore per cercare di privare il bianco di questo potentissimo alfiere e per cambiare il proprio alfiere cattivo che a volte picchia contro il proprio pedone centrale. Alfiere a 6 è una mossa migliore e se il bianco arrocca, il nero può cambiare questo alfiere, continuare lo sviluppo, magari torre 8 o cavallo b di 7, anche se il bianco sta meglio. Un possibile piano è cavallo g3 con idea di alfiere b2, torre 1 e 4, oppure torre a2 e 2 ed e4, e il bianco sta un pochino meglio. Diciamo che il nero ha alcuni modi sofisticati di giocare, per esempio allo c6, alfiere b2, ora qua ci sono delle idee nuove con h5 al momento opportuno per dare ancora una mossa in stile alfa 0, una mossa che cerca di scacciare il cavallo in g3 per impedire e4. Con questi approcci nero una posizione più o meno giocabile, anche se il bianco sta sempre meglio, ma appunto mosse come h5, mosse come alfiere a 6 sono strane e non si sono verificate in questa partita. Il nero ha continuato a giocare mosse naturali, ma appunto un fortissimo giocatore come Lodici non gli lascerà nessuna opportunità. Lodici gioca a Rocco, torre 8, torre a 2 mossa forte, che la torre può portarsi al centro o, come vedremo nell'ala di re, donna di 6. Ecco, a questo punto ci sono vari piani. Per esempio, un piano può essere preparare la spinta in e4, se il piano più naturale, non so, cavallo g3, torre e2, alfiere b2 ed e4. Questo è un piano molto naturale, dovrebbe dare al bianco un piccolo vantaggio, ma Lodici non si accontenta, giustamente vuole di più, sfrutta diciamo l'imprecisione del nero per creare un piano ancora più ambizioso, generare un attacco pazzesco sull'ala di re, accumulando i propri pezzi in questo settore. Lodici gioca 2 punti esclamativi G4. Allora, G4 sembra una sciocchezza ancora a prima vista, no? Per magari un giocatore che non ha mai visto un piano di questo tipo, perché sembra indebolire il proprio re. In realtà no. Il nero non ha la coppia degli alfieri e il bianco avrà a breve una maggioranza di pezzi in questo settore della scacchiera. Il bianco giocherà cavallo f4, cavallo g3, torre g2, volendo re h1 si può raddoppiare sulla g, donna e1 g3 o donna h4 un altro tema, g5 h4 un altro tema. Diciamo che il bianco vuole accumulare una forza, una maggioranza di pezzi di attaccanti sull'ala di re in modo da avere un'iniziativa prima o poi irresistibile. Quindi fase 1, fase dell'accumulo di pezzi. You're gonna see me shine, 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 walking on beams of light, 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 light. Fase 1 dell'attacco. Alfiere 6, donne 1. La donna si accinge magari ad andare in queste caselle, non in G3 subito per non cambiare le donne. H6, ok, H6 forse che il nero non vuole essere schiacciato, il nero vuole impedire il G5, però H6 è una mossa non desiderabile perché diciamo che può creare, diciamo che toccare la struttura nell'ala dove ci vogliono attaccare spesso non porta a nulla di buono. Il bianco ha giocato cavallo G3, forte, cavallo F4, H4, donna H4, potevano essere altre alternative, no? Sempre un'idea di portare avanti i pezzi, ma cavallo G3 è un'ottima scelta. Torre C8, torre G2, il bianco non ha fretta e porta lentamente i propri pezzi in quest'ala. Nero gioca torre C7, re H1. Torre C7 ancora è lenta. No, ormai non c'era forse più nulla da fare. Re H1, cavallo A5, il cavallo vuole andare in C4 o magari dopo C4 il cavallo B3 vuole andare in B3, ma ciò è irrilevante. Ora il bianco sta molto meglio con varie mosse, ci sono varie idee, si può preparare la spinta in G5, ma Lodici trova un'altra via geniale di condurre l'attacco che è cavallo F5, con l'idea di attivare il cavallo in questa fortissima casella. Il cavallo in F5 è un mostro, cioè se nero lo ignora, non so, gioca qualcosa così per andare sull'ala di donna, il punto è che
Se il bianco fosse in B1 capisco, no? Però così, senza che si sia nella donna, l'attacco del nero sarà molto più lento. Il bianco porta tutti i pezzi in attacco. Ora si vuole giocare magari un sacrificio, si vuole giocare G5 per aprire linee e il nero soccomberà purtroppo. Anzi, per fortuna, mettendoci nei panni del nero purtroppo. Se il nero gioca donna 4, dico che per esempio può arrivare già un sacrificio decisivo o un'apertura delle linee decisive. G5 su alfiere per F5 possiamo prendere il cavallo con minacce di matto. Su alfiere per D3, per esempio, torre per G7 o donna per H6, il pedone è inchiodato e non si possono evitare le minacce di matto. E se nero prende in G5, donna per G5, ormai non si contano più gli attaccanti contro il punto in G7. Su G6, non so, donna per F6 con attacco da matto, ma non era l'unico modo di vincere, anche, non so, sacrificare prime, poi fare G5 con apertura matematica della colonna G avrebbe portato un attacco decisivo. Perché ora che si è conclusa la fase di accumulo di pezzi, abbiamo già una maggioranza di forze, nella dire possiamo anche sacrificare per aprire, diciamo, le vie ai nostri pezzi, per aprire le autostrade ai nostri pezzi che arriveranno contro il re nero che è nell'occhio del ciclone. Il nero quindi gioca alfiere per, e ora come aprire più linee? G per F5. I pedoni doppiati spesso sono stigmatizzati come debolezze, ma qui servono per aprire la colonna G. Ora G7 sarà un importante target. Si potrà giocare E4 per premere su H6, vista l'inchiodatura del pedone G. Si potrà portare la donna in H4 con minacce contro H6, F6. Tutti questi punti evidenziati con le frecce iniziano a tremare. Qua diciamo che si può già prospettare, si può già prevedere un importante sacrificio a breve. Il nero prende in D4, il bianco gioca donna H4, al bianco non interessa il pedone. Si sarebbe potuto anche prendere in D4 e poi continuare con l'attacco, però il bianco continua creando nuove minacce, perché un pedone è sempre un pedone, ma il matto è sempre matto. Quindi se per esempio il nero prendesse in C3, il bianco avrebbe un attacco terrificante, a parte che il bianco prende un pedone continuando l'attacco, si minaccia matto, e la posizione nero crolla in modo palese. Anche torre G1 darebbe vita a un attacco terrificante. Il bianco gioca, il nero gioca F8, l'Odici prende il pedone, ora che ha schiodato appunto il pedone E, cattura con il pedone, ora l'alfiere, no? Resuscita, il famoso alfiere cattivo resuscita e prende il controllo delle case nere, quindi sacrifici su H6 o G7 saranno ancora più probabili, si minacciano altre combinazioni come alfiere F4 con infilata. Davvero la pressione contro il nero è devastante. Per, diciamo, fare uno spoiler su un prossimo video, nella partita Botvinnik contro Capablanca, che vedremo scaturire dalla stessa struttura, dove il nero ha giocato un po' meglio, cambiato l'alfiere campo chiaro del bianco, in quella partita ancora questo alfiere che sembrava cattivo resusciterà in un modo un po' diverso, ma entrerà in gioco con effetti spaventosi. Comunque il nero prende in C3 perché anche il nero sa che è meglio morire a pancia piena, ovvero sì, diciamo che questa battuta sta nel fatto che la posizione è comunque persa, tanto vale prendere un pedone per mettere un po' di pressione al bianco con il fattore del materiale, però qua l'attacco è così devastante che anziché preoccuparsi si può sacrificare ancora di più, quindi il bianco porta in gioco l'alfiere e a questo punto alfiere di 5 che attacca la torre, toglie l'alfiere dalla presa e dopo cavallo C6, torre per G7, il sacrificio che mette il nero KO. E a questo punto la situazione nera è terrificante. Ora, se il nero prende in G7, seguirebbe matto in poche mosse, donna per H6, re G1, re G8, torre G1 e qua il bianco una superiorità di attaccanti, partita vinta. Il nero non può che restituire il materiale per coprire la colonna G e poi prendere comunque matto. Quindi la posizione appunto è già persa per il nero che prova il tutto per tutto, gioca H5 per non far entrare la donna, ma ora l'alfiere entra sulla diagonale preparando pericolose scoperte. La donna
in D6 cerca di attivarsi, ma ora torre G6, scacco di scoperta, re E7, a questo punto la stoccata finale, torre per F6 e il nero abbandona. Una partita stupenda. Allora, torre per F6 è possibile perché su donna per F6 seguirebbero varie mosse, tra cui la più semplice è alfiere G5, inchiodando la donna per poi continuare con l'attacco decisivo una volta che il bianco avrà la donna in più. Anche rifiutare il regalo avrebbe portato alla sconfitta. Se la donna va da qualche parte può seguire il matto in una o la presa di altri pezzi e il bianco vince. Quindi una partita è davvero stupenda, una perla. Quindi possiamo vedere, per ricapitolare, Ninzo Indiana, la variante con F3, la variante più ambiziosa, una variante buona per il bianco, dove apparentemente il bianco ha debolezze nel ritardo di sviluppo, ma il bianco sta meglio grazie al suo potentissimo centro. Il nero si sbaglia e non gioca alfiera 6, che avrebbe ridotto i danni. Il bianco a questo punto non gioca il piano standard, gioca un piano più ambizioso, G4, per accumulare al massimo il suo vantaggio. Fase di accumulo di pezzi che culmina con cavallo F5, l'apertura della colonna G, continua con donna H4 e poi sacrificio finale in G7 e le varie combinazioni finali, i vari colpi tattici, le varie stoccate finali che hanno portato alla vittoria della partita. Quindi una bellissima prestazione di Lodici che ha aiutato appunto la squadra italiana a vincere e ci auguriamo un buon proseguimento negli ultimi turni. Spero che la partita vi sia piaciuta e speriamo di vederne presto delle altre belle e istruttive. Grazie mille e alla prossima. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!